Una magnifica giornata per pedalare e a noi viene voglia davvero di percorrere le ciclabili più belle del Veneto. Lo faremo con la Treviso Ostiglia, ma ci serve una bici e quindi dove andiamo? Andiamo da Giovanni Del Poz di Treviso Bike. Buongiorno. Ciao Giovanni. Ciao, benvenuto. Giovanni Del Poz, Treviso Bike. Allora, da quanto siete aperti, Giovanni, e di cosa vi occupate? Allora, noi siamo aperti dal 1 maggio 2021, il giorno dopo della rimozione delle restrizioni per il lockdown, e abbiamo dovuto un po' reinterpretare quello che era il concetto del turismo in bicicletta, però siamo partiti con dei punti di forza enormi. Noi ci troviamo qui vicino a Treviso, lungo l'asse del Sile, che è diventato un po' il nostro punto di riferimento. Abbiamo cominciato appunto questa attività a maggio del 2021, adesso abbiamo una flotta di 200 biciclette. Che voi noleggiate? Che noi noleggiamo ovviamente, e abbiamo cercato di offrire dei servizi correlati alla bicicletta che potessero dare la migliore fruizione possibile del territorio. Quindi al di là di poter noleggiare biciclette a pedalata assistita come queste, lavoriamo molto con le gravel, bici tradizionali, e offriamo servizi in modo tale che le persone, gli ospiti che vengano, sia italiani che stranieri, abbiamo sempre questi stranieri, possano usufruire del territorio e visitarlo con i nostri mezzi, senza la preoccupazione di dover avere il pensiero di forature o di, per esempio, offriamo il servizio di ritorno da Jesolo, quindi nel momento in cui ci sono grandi distanze da coprire possiamo dare la possibilità a tutti di affrontare questo tipo di percorso senza il pensiero di affaticarsi troppo, andando a imitare modelli che esistono già in Europa, tipo la Dobbiaco Linz, che dà ritorno in treno, cose del genere. Diciamo che abbiamo la fortuna di poter lavorare su un punto nodale, che è Treviso, che va a fare da collegamento tra due ciclabili che sono le principali che attraversano Treviso, che sono la Treviso Ostiglia e la Treviso Jesolo. Noi cerchiamo di promuovere proprio l'unione di queste due ciclabili perché consentono la fruizione di quello che è la parte più bella del territorio. Io vorrei bere un buon caffè, per cui adesso con Giovanni Del Poz noi partiamo. Prossima tappa caffè, non vedo l'ora di iniziare a pedalare. Assolutamente. Andiamo, Giovanni. Treviso Ostiglia è una delle ciclabili più belle e più iconiche del nostro Veneto, vero Giovanni Del Poz? Assolutamente, anche una di quelle più funzionali, nel senso che rappresenta un'autostrada sulla quale confluiscono moltissimi percorsi, che serve per attraversare tutta la nostra regione e per fruire di tutte quelle che sono effettivamente altri percorsi ciclabili che consentono di andare a vedere il territorio. Storicamente era un'antica ferrovia usata per scopi bellici durante la Prima Guerra Mondiale e è una pista ciclabile praticamente priva di dislivello, per cui fruibile da tutti. La Treviso Ostiglia è di fatto un'autostrada che attraversa il Veneto e mette in collegamento tutta una serie di altre ciclabili che confluiscono sulla stessa, che permettono appunto di muoversi in maniera autonoma con la bicicletta. La cosa bella è che è completamente pianeggiante e di fatto è per la quasi totalità coperta da un manto boschivo che consente di essere percorsa anche durante le stagioni più calde. Allora, adesso noi partiamo e passeremo davanti a una delle porte più belle di Treviso, la Porta Santi 40, e ci racconta qualcosa di Treviso Ilenia Cenini. Noi pedaliamo. Andiamo.
Ciao Andrea, ciao Giovanni. Tra poco arriverete a Treviso, questa città che ogni giorno accoglie moltissimi turisti curiosi di conoscerla e di passeggiare tra le sue viuzze e le sue numerose piazze che raccontano una storia millenaria. Treviso infatti nasce su 3 alture lungo i corsi d'acqua. Queste 3 alture sono i Giardini di Sant'Andrea, l'attuale Piazza Duomo e l'attuale Piazza dei Signori. Erano 3 colline che oggi fa ridere pensare a delle grandi alture, però così era. Quindi l'acqua da sempre è stata una necessità per la difesa ed ecco che è importante per Treviso sin dalla sua nascita. Nei secoli torna ad essere molto importante durante il periodo della Serenissima Repubblica di Venezia per i grandi commerci, perché un po' come Andrea e Giovanni che lo stanno percorrendo per arrivare qui in centro città, un tempo, fino in realtà a una cinquantina d'anni fa, era percorsa dai burci, queste grandi imbarcazioni che servivano per commerciare da Venezia e per Venezia. Quindi da sempre molto importante. È stata importante anche per la difesa e qui dietro di noi abbiamo un grande esempio, Porta Santi 40, perché dopo la sconfitta di Agnadello nel 1509 Venezia ha questa necessità di rinforzare le difese delle sue città che erano rimaste in suo possesso, tra cui ovviamente Treviso. Ed ecco che dalle porte medievali vengono poi, la cinta muraria viene allargata e vengono costruite solamente 3 porte. Porta Altinia, che viene ricavata dalla precedente medievale, Porta San Tommaso e la sua quasi gemella, Porta Santi 40. Vedete il fiume, anzi la fossa che passa esternamente, poco più avanti, a circa 500 metri, si unisce al fiume Sile. Oggi cos'è il fiume Sile per noi? È ciò che rende Treviso ancora più bello e la passeggiata in centro città è ancora più gradevole proprio grazie alle sue acque. Non solo il fiume Sile, ma grazie anche ai suoi canali, dati dall'ingresso del fiume Botteniga a nord della città, fiume di risorgiva anch'esso ma molto più corto rispetto al fiume Sile, che quando entra in città, grazie alle arcate le chiuse di Fra Giocondo, si divide in 3 canali, i 2 Cagnani, la Roggia, che poi diventa Siletto. E come disse Dante, i 2 Cagnani si uniscono al Sile, anzi si accompagnano proprio nei pressi di Ponte Dante. Le mura rinascimentali oggi contengono una grande ricchezza storico-artistica. Sono molti i musei che si possono visitare a Treviso, per citarne alcuni, i 3 musei civici di Santa Caterina, di Luigi Bailo e la sede di Caro Began, 2 musei nazionali, le 2 sedi della collezione Salce, che è di un'unicità fantastica, come numerose chiese a partire dalla cattedrale di San Pietro, la chiesa di San Francesco o di San Nicolò. E un'altra particolarità è sicuramente la loggia dei Cavalieri. Questo è il punto di partenza della Treviso Ostiglia, perché proseguendo per questo viale Montegrappa, a circa 1 chilometro si trova la prima stazione, la stazione di Porta Santi 40, anzi la stazione di Santi 40, che sarà la prima che incontrerete durante il percorso. Ma Andrea, Giovanni, in marcia perché ne avete di strada da fare oggi. Giovanni, allora questa è diciamo la partenza ufficiale della ciclovia Treviso Ostiglia
E tra l'altro qui sorgeva la stazione di Porta Santi 40. Abbiamo appena attraversato i binari passandoci sotto e di fatto qui parte una delle caratterizzazioni principali della Treviso Stiglia, che era un ex sedime ferroviario, quindi a fine del Novecento è stato costruito e è durato fino alla Seconda Guerra Mondiale, quindi quando è andato distrutto con i bombardamenti. E fortunatamente un esempio virtuoso di riconversione di quello che era un sedime ferroviario, come spesso accade, diventando appunto la ciclabile Treviso Stiglia. Allora, le indicazioni sono chiare, però una possibilità che date in più a coloro che vengono a noleggiare le bici è quella proprio di utilizzare anche un'app particolare. Assolutamente, nel senso che lo Stiglia, come dicevamo prima, è una sorta di crocevia che consente di unire diversi itinerari e quindi tenendo come base lo Stiglia possiamo muoverci andando a visitare le sorgenti del Sile, la via dei Mulini o comunque completando la nostra esperienza andando a coniugare, e attraverso l'utilizzo del cellulare appunto riusciamo ad avere le tracce che ci consentono di andare a orientarci in maniera molto semplice. Perfetto, allora con Ilenia avete ascoltato un po' di notizie su Treviso, io direi che è il momento di fare colazione e di prendere un caffè, per cui andiamo. Giovanni, prima tappa, dove siamo? Questo è uno dei caselli che c'era appunto lungo il sedime ferroviario. Adesso ci sono Tiziana e Alessandro che lo gestiscono e gestiscono un ristoro e un B&B, e adesso io approfitterei per bere un caffè perché a questo punto è giunto il momento. Un buon caffè ci sta. Ultimo miglio, buongiorno. Buongiorno, Tiziana. ben Ciao, arrivati, ben arrivati. Giovanni mi ha portato qui da voi e mi ha detto che insomma per la colazione è il posto giusto. Certo, ottimale, in mezzo al verde in una pista ciclabile favolosa. Com'è nata l'idea di utilizzare, questo è un ex casello? Certo, questo è un vecchio sedimento ferroviario dove è nata la Treviso Stiglia e praticamente l'idea è nata durante il periodo del Covid. Avevamo visto questo luogo un po' dismesso, ci ha fatto dispiacere e volevamo creare qualcosa di bello per tutti i viandanti. Allora, qui ci si può anche fermare per dormire, quindi Certo. puoi godere della vicinanza di Treviso e delle altre Certo. bellezze che sono lungo la ciclabile. Certo, qui vi potete fermare per la colazione, il pranzo, l'aperitivo, la cena, e abbiamo anche creato questo B&B, visto che siamo anche vicini all'aeroporto, per i viandanti che vanno in bicicletta, perché adesso anche il cicloturismo ha preso parecchio piede. Allora, noi come viandanti abbiamo bisogno di un po' di caffè per riprendere la marcia. Certo, prego, accomodatevi. Ecco qua servito. Grazie del caffè, Tiziana. Prego. E ricordiamo una particolarità. Certo. La cucina qui fa un po' una digressione. Certo, qui abbiamo scelto una filiera un po' particolare e abbiamo scelto tutto quanto cibo tipico sardo. Allora, una commistione tra Treviso, il Veneto Certo, e la Sardegna. certo. E noi ci gustiamo questo caffè. Benissimo. Grazie Tiziana. Grazie.
Allora, qui è proprio una meraviglia, Giovanni, siamo al quinto Camper Resort, io vado a conoscere Roberto Boscarin, tu puoi perlustrare i dintorni. Fantastico. Roberto Boscarin, Ciao. quinto Camper Resort. Allora, lungo la ciclabile Treviso-Ostiglia c'è anche un'area di sosta attrezzata per gli amici camperisti. Allora, quali sono i servizi che offri qui ai tuoi ospiti, Roberto? Ma diciamo sono dei servizi a 360 gradi, ossia abbiamo delle bellissime piazzole da 10 metri per 5 dove molte volte arrivano anche degli oversize, oltre misura, però trovano lo spazio adatto per posizionarci. Abbiamo bagni e docce con acqua calda gratuita, abbiamo piazzola di carico e scarico, abbiamo anche un bellissimo prato, come puoi ben vedere, che l'abbiamo attrezzato con dei lettini prendisole, oppure anche dei tavolini dove fare un buon picnic, e poi abbiamo il nostro Sile. Non molto distante da qui abbiamo la nostra Treviso Ostiglia, che è una ciclabile molto amata dai cicloturisti. Chi arriva in camper infatti solitamente arriva già attrezzato con le biciclette e viene istruito da me anche con del cartaceo, perché mi sono procurato tutte le cartine in pratica per arrivare al momento fino a Vicenza o anche dopo Treviso qualcuno, e vedo che questo è molto apprezzato, perché gli insegno anche andando sulla Treviso Ostiglia dove potersi fermare, dalle ville palladiane, Villa Camarcello, Villa Cornaro, al casello 104 dove fare un break o l'ultimo miglio verso Treviso. Abbiamo l'Oasi Cervara, abbiamo la chiesetta di Santa Cristina e così via. Poi non più tardi di ieri, l'altro giorno, uno è andato proprio fino a Vicenza ed è ritornato anche in treno. Allora, grandi gambe per arrivare fino a Vicenza, ma comunque la ciclabile è percorribile da tutti. Sì. Hai detto tutto, Roberto, e quindi perfetto, e a me non resta che continuare il viaggio con Giovanni. Grazie, alla Ti ringrazio, prossima. alla prossima, ciao. Prossima tappa, Giovanni, andiamo a vedere un allevamento di storioni lungo il Sile. Allora, lungo la ciclabile del Sile ci sono anche delle importanti realtà. Io passo davanti a una delle mie ospiti, che è Marilena Bresciani dello Storione del Sile. Saluto anche Natalino Salvati della strada del Radicchio di Treviso e Variegato di Castelfranco. È molto lungo il nome. Allora, Marilena, qui avete un allevamento di storioni, però c'è anche un'attività di fattoria didattica. Certo, facciamo un'attività di acquacoltura da oltre 60 anni, partita come solo trotticoltura, poi invece abbiamo inserito tutta una serie di pesci tipici autoctoni del fiume Sile, e da 20 anni facciamo fattoria didattica. Abbiamo anche uno spazio al pubblico, insomma siamo diventati un'azienda agricola aperta al pubblico. Quanto importante è far conoscere alla gente e soprattutto ai bambini che la risorsa acqua è importante?
è molto importante e abbiamo tanto favore, tanto riscontro sia dalle scuole, dai bimbi della prima scuola primaria, ma anche dalle scuole superiori, le scuole specializzate, quelle che fanno scuola di cucina, gli istituti agrari, anche i corsi di università e dipartimenti di biologia da Padova, da Parma, vengono ogni anno continuamente, ripetutamente a portare gli studenti a visitare questa nostra azienda. Natalino, allora l'acqua è indispensabile per l'allevamento degli storioni, ma l'acqua è indispensabile anche per il radicchio e quindi è veramente la fonte primaria del vostro lavoro. Certo, ma non solo, dovremmo definire l'acqua quale fonte primaria anche di reddito. Se pensiamo che il radicchio rosso di Treviso è il variegato di Castelfranco, ma in particolare la varietà tardiva del radicchio rosso di Treviso, ormai pregiato e riconosciuto in tutto il mondo, necessita di questa acqua. È un'acqua particolare, non a caso il radicchio provano a farlo anche in altre parti, ma quello come il nostro, avendo le qualità organolettiche particolari, non riescono a quindi avere lo stesso prodotto. Quindi grazie a quest'acqua di Risorgiva, tra l'altro bisogna dirlo, è un'acqua che sgorga a una determinata temperatura, tra l'altro potremmo definirla, e lo è, un'acqua termale. Pensiamo a Salzano, sempre fa parte della strada del radicchio, alle terme, e quindi vuol dire che è la stessa falda, è benché fredda, o meglio tiepida, arriviamo a 18 gradi circa a Salzano, qua siamo intorno ai 14 gradi, e di tutto questo noi come Strada del Radicchio, che sono 25 comuni che rappresentano un territorio di produzione di questi prodotti, 3 prodotti, Treviso tardivo, rosso precoce, variegato di Castelfranco, noi facciamo cosa? Turismo attraverso questo prodotto. Allora, evviva il radicchio di Treviso! Evviva gli storioni, grazie Natalino, grazie Marilena, proseguiamo il nostro viaggio sulla Treviso Ostiglia. Io so che qui si sta bene Giovanni, ma noi dobbiamo riprendere a pedalare perché ci aspettano per la prossima tappa. Gabriele Locatelli, buongiorno. Buongiorno. Casello Benvenuto. 104, dove siamo? Noi qui siamo nel comune di Morgano, la frazione Badoere, e questo è un vecchio casello ferroviario lungo l'Austiglia, che era una vecchia ferrovia dismessa e adesso è diventata una ciclabile. Allora, io ho lasciato il mio compagno di pedalate Giovanni fuori a godersi il sole, ma qui dentro avete una sala meravigliosa dove ci si può fermare, gustare un cicchetto, ma anche un pranzo o una cena a seconda dell'ora. Noi siamo aperti 7 giorni su 7, i pranzi tutti i giorni, e quindi il nostro menù è un menù abbastanza tipico, per cui tagliatelle con l'anatra, spezzatino d'asino, gnocchi, baccalà, per cui cerchiamo di restare sulla tradizione. Allora, tradizione che poi ricordiamo, qui siamo vicino a Badoere e quindi l'asparago, i adesso GP in stagione, bianco e verde, e poi se avete qualche problema con la bici c'è anche la stazione per ripararla, per gonfiare le gomme. Sì, abbiamo una piccola colonnina all'esterno elettrica per poter ricaricare, c'è una pompa e diamo un minimo di sostegno se ci sono problemi. Allora, grazie Gabriele, e io recupero il mio compagno di pedalate e proseguo il mio viaggio. A presto. Va benissimo, grazie mille. Andiamo a conoscere Marco Piccino, perché qui al casello 104 c'è anche una postazione per il noleggio delle bici di Venice Trail.
Marco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Venice Trail. Allora, la sede è a Casier, quindi lungo il Sile, lungo la famosa Restera. E voi che cosa proponete? Sì, allora la nostra sede principale si trova vicino a Casier, per la precisione in una frazione che si chiama Lughignano ed è una frazione di Casale sul Sile, quindi è proprio lì vicino. E noi offriamo esperienze nel Parco del Sile in tutta la sua lunghezza, quindi compreso anche questo tratto di Treviso Stiglia, sia in kayak che in bicicletta. Allora, qui davanti al casello 104 avete una postazione per cui c'è un ampio parcheggio e i nostri amici possono arrivare qui da casa tranquillamente senza la loro bici e noleggiarla da voi. La tipologia di bici che noleggiate sono sia muscolari che e-bike. Sì, abbiamo un po'. Allora sì, innanzitutto si può arrivare qui e parcheggiare, il parcheggio è a uso pubblico, quindi si può arrivare e partire con la propria bicicletta, oppure si può noleggiare qui proprio di fronte al casello. Noi ci siamo tutti i sabati e le domeniche o su prenotazione negli altri giorni. Abbiamo tutte le tipologie di bici, quindi le trekking, quelle più da cicloturismo, diciamo quelle da allestire con le borse e tutto per partire per un po' di chilometri. Abbiamo le bici a pedalata assistita e abbiamo le gravel. L'unica cosa è che chi viene deve avere tanta voglia di pedalare. Grazie Marco. Grazie e a voi. Noi ci vediamo presto. Ciao Giovanni. Buongiorno Erminio Ramponi, cooperativa Alcedo, è una meraviglia qui. Dove siamo? Ciao Andrea, ben arrivati. Siete all'Oasi di Cervara, l'ultima grande palude rimasta intatta lungo le sponde del fiume Sile, nel suo alto corso, dalle sorgenti del Sile fino alla città di Treviso. Siamo a pochi chilometri da Treviso e qui sembra veramente di essere in un posto incontaminato. Che attività svolgete qui, Erminio? L'Oasi di Cervara oggi è probabilmente il centro più attrezzato per accogliere i visitatori del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e della Treviso Stiglia. L'Oasi accoglie i suoi visitatori nel fine settimana, il sabato e la domenica, e offre ai nostri turisti animazioni sviluppate durante tutto il corso della giornata, e questo rende la giornata interessante. Tu rappresenti una cooperativa che ha anche una valenza sociale molto importante. Certamente perché l'Oasi negli ultimi 20 anni ha avuto tra i suoi scopi quello della promozione del territorio, ma anche quello di diventare un volano per l'economia sostenibile, attorno alla quale ruotano anche molte cooperative sociali. Quali sono le specie di animali che trovano riparo qui? Questa palude è l'ultima casa rimasta per un numero elevato di specie, sia animali che vegetali. L'Oasi è impreziosita dalla presenza di una ricca colonia di aironi, airone cenerino, garzetta, nitticora, airone guardabuoi, e negli ultimi anni l'abbiamo anche arricchita con il progetto dedicato al ritorno della cicogna bianca e la selva dei gufi, dove il visitatore può incontrare da vicino i rapaci notturni. Allora, bellissimo, poi ci sono anche tante altre cose che noi non vogliamo svelare e che magari i nostri amici che ci vedono da casa devono prendere la bici e pedalare come abbiamo fatto io e Giovanni. Grazie Erminio e noi proseguiamo. Questa era l'ultima tappa di questo primo step lungo il percorso della Treviso Stiglia. Grazie per avermi accompagnato Giovanni e noi ritorniamo. È stato un piacere pedalare con te. Ciao.